Lavoriamo già in molti paesi, la Francia, la Gran Bretagna, l'America Latina, il Canada, i paesi arabi. Ecco un esempio pratico di come il manifatturiero della marca sia tutt'altro che tramontato. In 40 anni di mobili e sedie per ufficio, la Milani non solo ha affrontato e superato la crisi, ma ora si appresta a rilanciare con un nuovo centro produttivo senza delocalizzare. Così i 4.200 metri quadrati di Roncade sono più di un semplice capannone, sono la realtà di un mondo economico che qualcuno sentenziava finito, indicando come unica salvezza per la marca il turismo e il prosecco. Invece, come molte altre aziende, anche la Milani ha trovato nell'export la risposta rispetto alla crisi del mercato interno, una crisi che comunque è una lezione l'ha data a tutti. Siamo convinte che l'unione che c'era nella famiglia la stiamo trasferendo ai nostri dipendenti, che questa unione ci permetterà veramente di affrontare il mercato estero veramente con grandi potenzialità. Una tipica storia trevigiana dove anche il passaggio generazionale non ha compromesso, anzi ha rinvigorito l'azienda. La nostra è una tipica impresa veneta che nasce nel garage di casa con la mamma che cuciva prima gli abiti su misura e poi le sedute per ufficio, e da lì è stato tutto un crescente di attività, di sviluppo. 3 sorelle al timone, 3 donne per un'azienda in rosa, un altro esempio di come l'imprenditoria femminile sia un valore aggiunto, soprattutto nell'ideazione e sviluppo dei nuovi prodotti, vera realtà del Made in Treviso. Vogliamo investire sul marketing e sullo sviluppo di prodotti di design, che l'Italia viene molto apprezzata per questo.